Il segreto per avere un bel prato. I prodotti di alta qualità di Padana Sementi. Ricerca, qualità certificata e innovazione. Resistenza allo stress e bassa manutenzione. Per un prato meridiano, usa i nostri nuovi concimi Vertical. Padana Sementi. Per un prato sempre al top. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Forse lo scorcio più bello di uno dei borghi più belli d'Italia. Benvenuti in un'altra puntata di Agricoltura Veneta, siamo a Borgo Valbelluna, per la precisione siamo a Mel e siamo qui perché dall'11 al 13 di ottobre c'è la 20ª edizione di Mele a Mel, un appuntamento, un classico se vogliamo del Veneto per quanto riguarda la produzione della mela, che tra l'altro in quest'annata vede un calo della produzione, un po' per il tempo, molto per quanto riguarda la cimice asiatica. Parleremo di questo, ma parleremo anche dei giovani, parleremo del turismo in uno dei territori più belli a confine tra le colline del Prosecco, patrimonio dell'umanità, e soprattutto le Dolomiti Bellunesi, patrimonio UNESCO. Di questo naturalmente parliamo iniziando questo viaggio all'interno di Melle e a Borgo Valbelluna con il presidente della Proloco Zulmellese, Simone Menel. Buongiorno. Allora facciamo due passi in questo posto bellissimo che è il vostro territorio. Intanto Mele a Mel, raccontiamolo un po'. Mele a Mel, siamo pronti per questa che sarà la 20ª edizione. Ecco, quanto importante è per la promozione turistica e quanto invece per il prodotto mela? Ma direi che la mela è fondamentale in quanto è partita appunto per questa motivazione. Adesso, grazie all'aumento di persone che arrivano appunto anche da fuori provincia, riusciamo a promuovere molto il nostro territorio e ad avere una bella visibilità, e questo chiaramente serve un po' per tutti. Sì, abbiamo molti espositori appunto grazie anche all'ampiezza di questo territorio, quasi 200 espositori, circa 500-600 persone che collaborano alla buona riuscita di questa manifestazione, e l'anno scorso siamo sulle 40.000 presenze, molti appunto anche da fuori provincia che incuriositi dall'evento vengono qui. Bene, ringraziamo il presidente della Proloco che rivedremo alla fine di questo viaggio a Mele a Mel, lanciamo i titoli e poi ci rivediamo all'interno di un meleto. Prodotti e imprese per l'agricoltura di montagna. Nonostante il calo della produzione, ottimismo in Valbelluna per i 20 anni di Mele a Mel. Dall'11 al 13 ottobre torna la manifestazione che promuove non solo oltre 100 varietà autoctone, ma l'impresa verde che guarda anche al turismo sostenibile. La cimice asiatica è la xylella del nord. Veneto, Lombardia e province autonome di Trento chiedono al governo la stessa attenzione e il medesimo impegno prestato alle regioni colpite al sud. Intanto la nostra regione stanzia 3 milioni di euro per prevenzione e contrasto dell'insetto marmorato. Nuvole di fumo nero in cielo, arrivano i carabinieri forestali di Padova, scoperto e denunciato alla procura un agricoltore del Padovano sorpreso tra i filari del suo vigneto mentre stava appiccando il fuoco in maniera incontrollata, tralci, fogliame e altri rifiuti depositati al suolo. Steli di quasi 2 metri così concentrati da fare barriera visiva. È la sorghetta che sui cigli delle strade come su campi e giardini incolti quest'anno si è particolarmente diffusa. L'appello del nostro agrigiardiniere Adriano Favaretto: tagliarla prima che rilasci i semi, magari con gesto civico, ognuno per un pezzo di strada pubblica fronte casa propria. 4 punti in più in percentuale rispetto alla media europea è il numero di imprese in rosa della nostra agricoltura, dati che emergono da uno studio commissionato dall'Europarlamento. Nelle regioni rurali la percentuale di donne che lavorano in proprio è circa il 38%, il maggior numero si trova in Italia, Francia e Germania. Le Dolomiti Bellunesi, le mele a Mel, siamo venuti direttamente in un meleto.
Siamo venuti a ritrovare un amico di Agricoltura Veneta, Massimo Vittorin, ben trovato. Come va quest'anno? Quest'anno è un anno un po' duro per la frutticoltura qua da noi. Abbiamo detto, no? C'è un calo generalizzato in Italia, un calo abbastanza marcato in Veneto, e qui? E qui c'è un calo per colpa della stagione che non è stata delle ottime. Le tante piogge della primavera hanno creato molti problemi per la fioritura. E dopo ci si mette anche la nostra amica cimice. Ecco, io vedo che in mano ha una mela. Facciamo vedere qual è l'effetto della cimice asiatica. La cimice praticamente fa delle piccole punture che vanno a danneggiare la qualità e la bellezza della mela. Questa mela non è vendibile? Questa mela non è vendibile, no. Però si può fare sidro, ad esempio, con questa? Si può fare sidro, si può fare succo, trasformarla, sì. Senta, in termini economici, insomma, andate a dimenticare? A dimenticare no, però c'è una perdita del 15-20% per quanto riguarda la mia azienda. Senta, parliamo di mele a mel, per voi, per lei è importantissimo. Certamente, perché è uno sbocco per la mia azienda, per farmi conoscere come visibilità, perché è una manifestazione che negli anni si è evoluta molto, e dopo anche come la vendita, perché c'è un buon flusso di persone e la vendita è buona. Queste mele qua si possono trovare in cooperativa La Fiorita? Certo, tutte le mie mele potete trovarle in cooperativa, perché io sono e anche a mele a mel. E anche a mele a mel. Bene, adesso noi ci fermiamo per le notizie, dopodiché continueremo proprio andando a incontrare la cooperativa La Fiorita. La cimice asiatica è Xylella del Nord. Chiediamo dunque al governo la stessa attenzione e il medesimo impegno prestato alle regioni colpite al sud. Questa è la posizione di Lombardia, Veneto e Provincia Autonoma di Trento, che hanno presentato una proposta unitaria: istituire un fondo straordinario per affrontare il tema della cimice asiatica. A tal proposito la Regione Veneto triplica le risorse stanziate a bilancio per contrastare i danni causati dalla cimice asiatica, con 3 milioni di euro alle azioni di prevenzione e contrasto alla proliferazione dell'insetto marmorato. Carabinieri forestali di Padova hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un agricoltore 60enne di Arre, sorpreso in flagranza dai militari mentre stava appiccando il fuoco a rifiuti depositati in maniera incontrollata al suolo. Nel corso di un'attività di controllo in ambito venatorio, i militari si sono accorti di una densa nuvola di fumo nero che si alzava verso il cielo. Individuato il punto di origine proprio all'interno di un vigneto nelle pertinenze dell'azienda, dopo essere prontamente accorso sul luogo, hanno accertato che si trattava di un rogo illecito di rifiuti. L'Italia si segnala tra i partner europei che hanno una percentuale di imprenditrici agricole superiore alla media UE. 32% le nostre donne della terra contro il 28% della media europea. Sono i dati che emergono da uno studio commissionato dall'Europarlamento. Le donne nelle aree rurali dell'UE sono meno del 50% della popolazione totale, rappresentano il 45% della popolazione economicamente attiva e circa il 40% di loro lavora in aziende agricole familiari. Nelle regioni rurali la percentuale di donne che lavorano in proprio è circa il 38%. Il maggior numero si trova in Francia, Germania e Italia. Il 1 gennaio 2023 è la data credibile per l'entrata in vigore della nuova PAC, lo ha detto l'europarlamentare Paolo De Castro. Gli agricoltori possono stare tranquilli perché le regole attuali saranno prorogate per almeno un anno o due, ha detto l'ex ministro. L'attuale PAC scade nel 2020, ma ormai, ha sottolineato De Castro, non ci sono i tempi per approvare la riforma entro dicembre 2020. Quindi chiederemo al commissario designato di presentare al più presto un atto legislativo di transizione in modo da dare tranquillità agli agricoltori. E queste sono le mele di Massimo Venturini, però ci siamo spostati nel negozio La Fiorita qui a Trichiana. Siamo venuti qui perché? Perché qui si promozionano i diversi prodotti di questo territorio di Borgo Valbelluna. Siamo con il segretario BARP, buongiorno. Buongiorno. Senta, ma cosa c'entra la cooperativa con Mele a Mel? La cooperativa c'entra i soci dell'associazione Mele a Mel, alcuni anni fa sono confluiti nella cooperativa Fiorita. Ecco, qual è lo scopo di questa cooperativa?
Beh, quello di commercializzare i prodotti dei propri soci. È una cooperativa molto importante che ha 2 punti di vendita, uno a Busche di Cegio Maggiore e uno proprio qui a Trichiana insieme ai produttori di mele a mele. Allora, parliamo di questi prodotti, perché fino adesso abbiamo parlato di mele direttamente e indirettamente. Questo territorio che altri prodotti dà? Beh, oltre alle mele, oltre alle varietà che noi abbiamo promosso negli anni, e abbiamo prodotto anche il succo e il sidro, che era un prodotto storico che facevano i nostri nonni. Inoltre stiamo promuovendo anche e vendendo i formaggi locali, stiamo vendendo fagioli, stiamo vendendo tutta una serie di prodotti che la cooperativa La Fiorita con i propri soci produce. E il prodotto, diciamo, chilometro zero sta pagando, sta dando sviluppo futuro, prospettiva all'agricoltura di montagna? Premesso che i costi di produzione ovviamente per i nostri prodotti sono molto alti, però il cliente ci sta dando una grossa soddisfazione in questo momento. Veramente abbiamo una risposta dal pubblico molto molto importante. Cioè, anche se costa qualcosa di più rispetto alla grande distribuzione, voi dite il cliente punta alla qualità rispetto alla quantità. È cresciuta molto la richiesta di qualità in questi ultimi anni e difatti la nostra offerta si è proprio ampliata, e questo negozio che abbiamo appena aperto da alcuni mesi è proprio frutto della necessità, della voglia di prodotto locale a chilometro zero di altissima qualità. Bene, adesso noi ci fermiamo un attimo, lanciamo un servizio con la Camera di Commercio che fa un convegno mondiale delle Camere di Commercio italiane, dopodiché un po' di pubblicità e poi riprenderemo proprio dal vino e dal vino di questo territorio. Conoscere i mercati emergenti e più interessanti e creare opportunità di business. Ci sono 75 camere di commercio all'estero e queste 75 camere con il loro direttore generale e presidente saranno qui per discutere con i nostri imprenditori, con le istituzioni, le opportunità che l'estero può offrire al nostro paese e quindi soprattutto al nostro territorio. Un momento di confronto e condivisione da cogliere soprattutto per quelle imprese che puntano ad internazionalizzare e quindi ad espandere il proprio business. Abbiamo interessato le Camere di Venezia e di Padova proprio perché ci sono delle specificità, cito ad esempio Venezia per quanto riguarda il turismo, Padova per quanto riguarda ad esempio l'innovazione e Treviso per il manifatturiero, quindi abbiamo allargato il raggio d'azione e soprattutto di confronto con imprese, con istituzioni, perché ci saranno nella visita ad esempio a Venezia a Ca' Foscari con l'università, e poi andremo a Padova a Infocamere dove c'è il database di tutto il sistema economico nazionale, un'eccellenza che pochi conoscono, dove ci lavorano 800 ingegneri. Quindi cari imprenditori, iscrivetevi nel sito della Camera di Commercio oppure chiamate in Camera di Commercio, perché è un'opportunità che noi stiamo portando all'interno delle vostre aziende. Grazie. Padana Sementi da 3 generazioni produce e commercializza sementi di piante foraggere di alta qualità, miscugli da erbaio per la zootecnia più moderna, cereali foraggeri, la gamma più completa di sorgo da foraggio, inerbimenti tecnici e cover crop per un'agricoltura sostenibile. Padana Sementi, making better. Guardate che immagine, le Dolomiti Bellunesi, seconda parte di Agricoltura Veneta, siamo a Lentiai, uno dei borghi di Borgo Valbelluna, questo nuovo comune fatto proprio dall'associazione di queste borgate. Per la precisione siamo a Col del Ru, stiamo raccontando Mele a Mel, l'appuntamento dall'11 al 13 di ottobre prossimi, e siamo venuti qui perché si parla anche di vino Mele a Mel, e siamo con Martina Verzerio che è una delle titolari della tenuta Croda Rossa. Noi siamo una piccola azienda e siamo partiti da una passione che ha il mio compagno per i vini, quindi abbiamo deciso di piantare varietà Piwi, che è il termine, l'acronimo di un termine tedesco che significa varietà resistenti alle malattie fungine, quali la peronospora e l'oidio. Quindi voi avete deciso queste varietà particolari, vedo, sì. Vediamo con Nicoletta questo cartello, si parla di Solaris, Cabernet Cortis, ma che cosa sono per chi non conosce? Perché ad esempio qui non c'è il Prosecco? Quindi perché ce n'è già abbastanza dall'altra parte, quindi noi abbiamo detto dobbiamo partire da una cosa nuova anche per rispettare l'ambiente e anche le persone che ci vivono intorno. Quindi la vostra scelta è stata una scelta ecologica, sì, perché queste varietà che differenza hanno rispetto alle altre? Queste varietà necessitano di un numero piccolissimo, minore di trattamenti.
Voi cosa c'entrate con Mele a Mel? Ma per noi è stata un'occasione, la prima nostra occasione, è una finestra che si apre per il nostro piccolo mondo di appassionati del vino, e quindi siamo curiosi di vedere come andrà a finire, insomma. Bene, adesso noi ci fermiamo come sempre con i consigli del giardino quando arriviamo a Favareto, per proseguiamo questo viaggio all'interno di Mele a Mel. Oggi vi voglio parlare di questa erbacea infestante che si chiama sorghetta, in dialetto nostro diciamo, no? Altrimenti il suo nome era il sorgus. Questa è talmente infestante che sta invadendo ormai i cigli stradali, la campagna, gli orti e i nostri giardini anche, portata dal vento, dai semi che rimangono, come in questo caso, che rimangono su se non sono sfalciati a tempo debito, oltre a propagarsi per stolone, perché è anche una stolonifera. Il buon senso vuole sfalciarla prima, in modo che non si ripercuota poi per la stagione prossima, perché ce n'è al doppio poi da tagliare, da sfalciare. Se invece si sfalcia quando è alta 20 cm, l'erba tende a sparire un po' alla volta o si tiene controllata. Certamente qui ci troviamo in una via pubblica e non mi si venga a dire che le piogge di maggio non hanno permesso lo sfalcio e che è cresciuta a dismisura, perché ragazzi siamo a fine settembre insomma. Gli ultimi grappoli di Bronner, una varietà resistente. Dietro alle mie spalle, come vedete, Mel. Abbiamo cambiato località, abbiamo lasciato la Coda Rossa e siamo venuti a trovare un volto conosciuto di Agricoltura Veneta, perché è già venuto, l'abbiamo già incontrato l'anno scorso. Alex Limano, buongiorno. Buongiorno. Come va intanto? Bene, dai, abbiamo cominciato la vendemmia, una parte la vendemmieremo la settimana prossima e quindi dai, siamo abbastanza contenti quest'anno. Poi lei è contento perché l'anno scorso eravamo venuti, qui era un cantiere aperto e mi pare che insomma, i lavori sono andati avanti nella vostra attività. Sì, fortunatamente a fine agosto abbiamo terminato la parte strutturale e credo per l'inverno saremo pronti con il laboratorio per lavorare le carni dei nostri maiali allo Stato Brado e un po' di punto vendita, un po' di zona incontri per far conoscere il prodotto. Poi come va invece con la ricezione turistica? Perché lei anche quello ha delle case vacanze. Sì, l'altra volta ci eravamo incontrati, era appena cominciata la stagione e invece quest'anno devo dire che sono molto soddisfatto perché la ricettività nel mio agriturismo ha fatto il tutto completo da fine maggio fino a anche tutto settembre. Sì, però noi l'abbiamo incontrata perché lei è un giovane imprenditore agricolo, volevamo capire, per l'agricoltura della montagna per i giovani c'è sostegno da parte delle autorità, c'è il PSR, c'è qualcosa che arriva o dovete fare tutto da soli? Allora, non è molto facile, ma il PSR sicuramente aiuta e aiuta particolarmente le zone di montagna. Certo è che bisogna puntare su obiettivi strategici come la sostenibilità, il biologico e la diversificazione dell'azienda, quindi bisogna essere un po' anche creativi, diciamo. Ecco, su tutto questo quanto importante è un evento come Mele a Mel? Mele a Mel, devo dire che se ho aperto la mia azienda agricola probabilmente anche un po' con la spinta di quello che ha fatto la manifestazione Mele a Mel, perché si vede che l'azienda è interessata al prodotto locale, al prodotto di qualità, al prodotto che mantiene il territorio in maniera sostenibile. Adesso noi ci fermiamo, abbiamo una nuova rubrica, anzi un gradevole ritorno con Renzo Gatto tra Campi e Lambicchi per parlare di erbe spontanee e soprattutto di erbe in erboristeria, quindi in farmacia. Può capitare di procurarsi una ferita, un'escoriazione, una piccola bruciatura, di avere degli ascessi. E come ci si cura? Ci si cura anche con questa pianta. Questa è una delle piante più importanti per questi aspetti. Il nome scientifico è Sedum telefium, conosciuta anche come erba della Madonna. È abbondante nelle nostre zone, è una pianta che non teme il gelo, può essere messa a dimora esternamente ed è importantissima. Si utilizza la foglia che ha delle proprietà molto importanti come cicatrizzante, antinfiammatoria, idratante, in più rallenta la crescita dei batteri. Come si utilizza? Si utilizza prendendo la foglia, rompendo in questa maniera, dopodiché si
toglie la cuticola esterna, quella che la protegge dall'ambiente esterno, rimane la polpa e la si appoggia sulla ferita, eventualmente si fa un piccolo bendaggio e la si rimuove e la si cambia ogni 12-24 ore. È una pianta perenne. Durante l'inverno sembra morta, in realtà in primavera rifiorisce. Attenzione, le foglie possono essere utilizzate anche d'inverno, perché a fine agosto, primi di settembre, rimuovete tutte le foglie, perché tanto cadrebbero, si lava con acqua, si asciuga e si mette in freezer. Quando serve si tira fuori 1, 2, 5 foglie, quello che volete, fate questa manovra di rottura per mettere a nudo la parte molle e si utilizza. La chiesa e la piazza qui a Mel, siamo tornati dunque nel cuore del comune di Borgo Valbelluna, abbiamo parlato di giovani, abbiamo parlato di turismo, abbiamo parlato di opportunità e proprio per parlare di opportunità e di cosa fanno le amministrazioni pubbliche per queste opportunità siamo venuti a incontrare l'assessore al turismo Simone Ola. Allora, intanto buongiorno, cosa fate per aiutare i giovani e soprattutto cosa fate per aiutare l'agricoltura? Ma allora diciamo che innanzitutto da noi il turismo da qualche anno sta prendendo sempre più campo, le opportunità sono sotto gli occhi di tutti ed è pure la crescita anche in termini economici. Noi come amministrazione cerchiamo di collaborare con tutte le realtà che nascono, siano esse associazioni, siano esse portatori di interesse economico, sotto le forme più svariate, dalla promozione in termini proprio generali del nostro territorio al sostegno alle varie manifestazioni, alla collaborazione anche con enti di ordine superiore. Parlando di turismo, quanto importante è per voi, per questo territorio, Mele a Mel? Mele a Mel è la manifestazione simbolo del vecchio comune di Mel, è una manifestazione tra le più importanti dell'intera regione Veneto, è diventato un marchio a tutti gli effetti. Mel è conosciuta sia in quanto uno dei borghi più belli d'Italia, ma anche e soprattutto per la sua manifestazione Mele a Mel, che mette in luce il centro di Mel, questo gioiello di architettura veneziana, a tutti quanti i visitatori. Quindi ancora di più l'invito a visitare il nostro territorio in tutte e quattro le sue stagioni e ci stiamo avviando verso l'autunno, ci stiamo avviando verso Mele a Mel, passate a trovarci e non rimarrete delusi. Bene, proprio per parlare del tempo meteorologico adesso linea il nostro Giancarlo Iannicelli per le previsioni della settimana. La situazione rispecchia fedelmente il tipico periodo autunnale. In questo momento avremo un arretrare dell'anticiclone delle Azzorre sull'Atlantico e lascia scoperto un po' l'estremo nord-est, più Friuli per intenderci, con qualche infiltrazione, quindi più in concreto prevediamo per domani, domenica, cielo in prevalenza poco nuvoloso, ecco in questo periodo però avete visto le primissime ore del mattino abbiamo questa foschia, questa velatura del cielo che poi si attenua grazie al riscaldamento del sole. È una situazione questa che andrà avanti anche nei primi giorni della prossima settimana, che siamo in autunno, ma tutto sommato è un periodo buono anche per i lavori agricoli, insomma buono, tempo stabile. Ma intorno a mercoledì avremo un peggioramento, quindi un'infiltrazione di aria instabile sarà più evidente e provocherà qualche temporale, anche qualche precipitazione, però velocemente. Poi di nuovo l'altra metà della settimana sarà all'insegna del tempo stabile, sempre ripeto per questa velatura, le ore del sole diminuiscono e quindi questa è la situazione. I venti sono deboli, direzione variabile, con tendenza per domenica a provenire dai quadranti occidentali e una certa rinforzo della intensità per mercoledì, prime ore di giovedì. Le temperature rispecchiano la norma, quindi le medie stagionali, i valori minimi vanno dai 13 ai 16 a 7 gradi in pianura, i valori massimi dai 21 ai 22, forse durante la pioggia di metà settimana calano naturalmente, ma poi riguadagnano subito, si riportano intorno tra i 22 e i 26 gradi. L'Alto Adriatico per tutta la validità più o meno sarà poco mosso. È tutto. Presidente, dove ci ha portato? Ecco, ci siamo in uno dei cortili che saranno appunto aperti in occasione di Mele a Mel, uno dei cortili più belli che abbiamo nel comune, risalente al 1300. Ecco, perché usate i cortili e non solamente le piazze? È bello poter usare i cortili
perché sono veramente belli, sono una parte storica del nostro paese e merita veramente venire a vederli. In 20 anni la gente ha apprezzato più il prodotto, l'ambiente, i cortili? Beh, il prodotto è senza dubbio di qualità, come abbiamo visto in questo viaggio. Esattamente, poi chiaramente gustato e visto in un ambiente di questo tipo dà un altro risalto. Quindi l'appuntamento, ricordiamolo? L'appuntamento per Mele a Mel dall'11 al 13 ottobre, potrete venire a visitare appunto tutti i cortili che sono aperti, costumi tipici, musica, intrattenimento e quant'altro. Per quelli che dicono c'è confusione ad arrivare? Ma no, è tutto abbastanza organizzato, è tutto fattibile, ci sono anche appunto delle navette con cui si può salire in centro a Mel, quindi vale veramente la pena. Senta, ma si paga per venire a vedere tutto questo? No, quel giorno i cortili sono chiaramente tutti aperti gratuitamente, quindi è veramente un incentivo in più per passare. Senta, ma tra i cortili da consigliare, quali sono gli angoli più belli ad esempio di questo cortile? Beh, questo cortile in sé è tutto molto bello, si può vedere da questa parte abbiamo per esempio un forno molto antico, anche quello tornato in uso, restaurato, e qui abbiamo un altro angolo utilizzato ora per casa vacanze e ristrutturato da poco. Possiamo dire che questo quindi è il passato, il presente ma anche il futuro, visto che è il casa vacanze di questo territorio. Esattamente, esattamente. Si può andarlo a visitare? Certo, ti porto su. Adesso noi lanciamo come sempre i proverbi con Franco Grespan e gli attrezzi agricoli storici della nostra storia e adesso io vado a vedere, ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci. Siamo ai Case Piavone e adesso vi parliamo del Fio che dopo cena si radunava tutti in staia e tutti aveva qualcosa da fare, le femmine che tiravano a Anna, gli uomini che ciappava tutti a cresci perché ormai la stagione buona si deve venire avanti, la tu capio, tanto avanti che viene avanti al carnevale. E ora zio che gli era una persona istruita, vedo che il parte, la tu capio. E se il carnevale fosse un galantomo, vegneria 4-6 volte l'anno, ma perché il carnevale non si monda niente, e viene una volta all'anno e anche maiamente. E dopo tutti pensano, come tu puoi pensare? Ne saluto tutti e stiamo bene. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.